Pietrosante nel partito del generale Vannacci, il centrodestra si interroga sui nuovi equilibri in città. Brusco abbassamento delle temperature, neve sulle montagne vicentine, a rischio le ciliegie. Un altro parco fotovoltaico, stavolta a Saviabone, subito partono le proteste come a Rosà. Rubano al supermercato e poi nella fuga colpiscono al volto e feriscono l'addetto alla sicurezza. Crack Calearo Antenne, 7 indagati, l'ex presidente di Confindustria ribadisce nessuna bancarotta. Sul fine vita serve una legge regionale a valenza statale, il governatore Stefani allo scoperto. A Santa Caterina di Lusiana, nel cuore dell'altopiano, un sentiero che racconta la bellezza dell'amore. Economia circolare, Innoda Bio, un progetto congiunto per produrre energia dalle bioplastiche. Calcio, il Cittadella pareggia a Ravenna e viene eliminato dagli spareggi per la Serie B. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano Politica. In apertura, lo avete sentito dai titoli, Gianluca Pietrosante entra nel partito del generale Vannacci e il centrodestra si interroga sui nuovi equilibri in città. Tanto tuonò che piove. Così recita il vecchio adagio che calza a pennello con il meteo di questi giorni. Un adagio che tanto vecchio poi non è, se si può applicare senza troppi problemi all'approdo a futuro nazionale di Gianluca Pietrosante, consigliere comunale attualmente al Misto, dove è confluito dopo aver salutato i Fratelli d'Italia bassanesi. Insomma, che Pietrosante al Misto fosse solo un piovasco passeggero lo avevamo capito tutti, come pure che la direzione fosse quella del partito del generale Vannacci. Quel che tutti cercano di capire adesso è cosa succederà agli equilibri politici in città. Da una parte, infatti, il voto di Pietrosante in Consiglio era e resta uno, e lo stesso consigliere ha già confermato l'adesione alla coalizione che sostiene Nicola Finco. Dall'altra, invece, è chiaro che la nave di Vannacci non ha raccolto un naufrago buttato fra le onde del mare in tempesta dal suo vecchio partito, visto che Pietrosante se n'è uscito da Fratelli solo dopo aver saldato il proprio conto con i meloniani. Per di più parliamo di un punto di riferimento di una vivace e ampia formazione di persone a vario titolo impegnate in politica e interessate alla vita amministrativa della città e del territorio. Per dirla tutta, lo scapigliato Gianluca non si muove da solo, ma porta in dote un certo seguito che rientra in toto nella destra locale. A naso, perciò, se di Travaso vogliamo parlare, ne dobbiamo parlare all'interno dei partiti che gravitano a destra, ovvero Fratelli d'Italia, più che Lega e Forza Italia. Intanto, per confermare la sua appartenenza e la sua inclinazione, Pietrosante ha invitato al suo ingresso ufficiale in Futuro Nazionale in programma venerdì in Sala Tolio tutti i colleghi della coalizione di centrodestra, con tanti saluti a chi prospettava per lui un disastro in stile Zattera della Medusa e che invece rischia di trovarsi di fronte a una corazzata in assetto da guerra. Poi, forse, i tuoni non saranno più quelli del temporale politico, ma quelli delle cannonate all'interno del centrodestra. Hai voglia, allora, a tirar fuori l'ombrello. Il maltempo non dà tregua, l'allerta meteo diramato dalla Regione prevede criticità fino a mezzanotte, una situazione che mette in forte difficoltà l'agricoltura, in particolare nel nostro territorio la produzione delle ciliegie. Presidente, facciamo vedere i danni provocati dal maltempo alle ciliegie. Ecco, si iniziano a vedere proprio la spaccatura attorno al manico, che è proprio il tipico del ristagno d'acqua che si forma durante le piogge e dopo verrà accentuato durante la notte quando si abbasseranno le temperature, perciò questo danno diventerà più uniforme su più ciliegie. Il maltempo non dà tregua. Dopo la pausa di mercoledì è ripreso a piovere anche in maniera intensa su tutta la fascia pedemontana. Sull'altopiano è tornata la neve dai 1400 metri in su. Questa è la situazione a Campomulo, che si presenta coperto da un leggero manto bianco. Ha nevicato anche sul gruppo del Carega e sul Pasubio. A farne le spese è in particolare il settore agricolo e nel territorio marosticense la produzione delle ciliegie. Le ciliegie vanno raccolte
raccolte asciutte, perciò qua bisogna che passi mezza giornata di sole con aria, in modo che vengano completamente ad asciugate. Dopo si valutano i danni effettivi e si cerca di raccogliere qualcosa, ma qua probabilmente andrà perso tutto, insomma, stando alle previsioni, insomma. Le previsioni meteo infatti non promettono nulla di buono, almeno per le prossime 24-48 ore. Troppo per queste ciliegie che non potranno essere raccolte in tempo per essere vendute. Circa un terzo della produzione andrà perso proprio a causa delle piogge. Comunque bisognerà staccarle, perché se le lasciamo qua a marcire sugli alberi possono portare infestazioni di malattie fungine e parassiti, insomma, perciò è un doppio lavoro. Diciamo che mettere in fila una stagione che sia completamente positiva, che raccoglie tutto, di solito si scrive sul calendario come un'annata particolarmente felice. Gli ultimi anni è più complicato tutto, in agricoltura è diventato più complicato tutto. Pioggia di impianti agrivoltaici in provincia, ma il territorio sempre più spesso dice no. Impianti, progetti, richieste di costruzione di campi agrivoltaici spuntano alla chetichella qua e là come fiori di silicio nella bella campagna veneta. Lo spazio di manovra per i privati c'è ed è disciplinato da leggi e normative che sono già finite nel mirino di amministratori e politici. Quindi tutto lecito, tutto bene, tutto in regola. Peccato che a margine di questo mondo fatto di carte e commissioni ci sia un altro mondo, fatto di gente che vive e rende viva la campagna veneta. Gente che molto spesso, quasi sempre a dire il vero, non vuol saperne di impianti e di stese di pannelli nel cuore dell'agricoltura nostrana. Un esempio fresco fresco? Eccolo qui, arriva da Saviabona di Vicenza, dove è in ballo un impianto da 70.000 metri quadrati che ha portato a una vera rivolta di residenti. Il tema è sempre quello: tutto a posto, tutto lecito, ma chi vive nei dintorni dell'appezzamento interessato dall'intervento è fortemente critico per tutte le ricadute del caso. Esattamente quello che è successo e sta succedendo a Rosà, dove un privato vuole costruire un maxi impianto nelle campagne di Travettore. Il comune ha detto no, come pure le amministrazioni confinanti, i cittadini hanno detto no, associazioni, gruppi, esperti hanno detto no. E alla fine questa voce è arrivata in Consiglio regionale, dove il consigliere Roberto Marcato ha organizzato un'audizione nelle commissioni interessate che hanno ascoltato finalmente la voce del territorio. La promessa è di portare in aula il problema per cercare una soluzione, anche se i tempi sono piuttosto stretti. Un'altra strada è quella percorsa dalla gente di Eraclea, che contesta il progetto di un impianto e ha portato a Venezia una protesta con tanto di striscioni. Modi diversi di dire la stessa cosa, ovvero che dalla campagna deve arrivare solo il frutto della terra, lasciando all'agricoltura il proprio terreno fertile, letteralmente in questo caso. L'alternativa? Capannoni dismessi, aree degradate e tanto altro ancora. Di spazio, dice la campagna veneta, ce n'è per tutti. Prima di continuare rivolgiamo a voi telespettatori la solita domanda. Questa sera cambiamo argomento e vi chiediamo: Maranza in città, che cosa fare? Potete dirci la vostra al numero 340 321 8379 o all'email bassano@medianordest.it. Continuiamo con la cronaca. Rubano al supermercato e poi nella fuga colpiscono al volto e feriscono l'addetto alla sicurezza. La rapina è successa alla Lì di via Cellini. Prima rubano al supermercato, poi tentano di scappare, nella fuga feriscono un addetto alla sicurezza. È successo in via Cellini, a Bassano, al supermercato Ali. Protagonisti 3 giovani, 2 ragazzi di origine marocchina di 23 e 19 anni, residenti tra il trevigiano e il veneziano, e una 18enne italiana. I 3 sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali dell'area vendita e nascondevano della merce all'interno di uno zaino. Usciti dal supermercato senza pagare, si sono trovati davanti il vigilante che li aspettava nel piazzale per fermarli e verificare il contenuto della sacca. È a questo punto che la situazione degenera. Il 19enne si allontana velocemente, mentre il 23enne, secondo la ricostruzione dei militari, tenta di liberarsi mordendo il braccio dell'uomo e costringendolo a lasciare la presa. Ne nasce un inseguimento a piedi, durante il quale il 23enne colpisce con un pugno l'addetto alla sicurezza
fortezza ferendolo al volto. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno individuato la ragazza italiana e successivamente anche il 23enne marocchino. Le indagini hanno permesso poi di identificare anche il terzo giovane fuggito con la merce sottratta. I due ragazzi dovranno rispondere dell'accusa di rapina aggravata. La 18enne invece, pur essendo presente, è risultata estranea ai fatti. Crack Calearo Antenne, 7 gli indagati. E alla fine ha fatto in modo che in procura arrivino una serie di documenti che sono la parte dell'accusa di oggi, che dovrebbero dimostrare che l'orco sono io, mentre non sono assolutamente io l'orco. L'ex presidente di Confindustria Vicenza, Massimo Calearo Ciman, respinge le accuse per le quali è indagato con i figli Carlo Alberto ed Eugenio. L'ipotesi è della truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche per 9 milioni di euro e bancarotta fraudolenta in concorso con il manager Luca Corazza. Sono le ipotesi accusatorie al centro dell'inchiesta coordinata del PM Ginevra Sturman sul dissesto della Calearo Antenne Spa di Isole Vicentina, dichiarata fallita nel 2025. Un'azienda che aveva un fatturato di 80 milioni di euro nel 2022 con una perdita di 18 milioni. Sono coinvolti anche i commercialisti Antonio Zaccaria, Adriano Marchetto e Gaetano Terrin del collegio sindacale. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro disposto dal GIP. Il PM ne aveva chiesti per 9 milioni di euro. Nel mirino sono finiti una villa con piscina sulle colline di Arcugnano, quote societarie e disponibilità finanziarie. Tra gli episodi al vaglio della procura anche trasferimenti di denaro verso società controllate fuori dall'Italia e l'utilizzo di fondi Covid per spese non ammesse. Massimo Calearo Ciman respinge però ogni accusa. Non ci siamo mai messi un euro in tasca, ribadisce. Il suo legale Marco Dalben sottolinea. Il mio assistito Massimo Calearo Ciman è assolutamente sereno, sa di aver operato sempre nell'interesse esclusivo della società, nel tentativo di sostenerla, di sostenere i posti di lavoro e di aver operato in modo trasparente e cristallino. Siamo pronti a contestare le accuse nelle sedi giudiziarie competenti e abbiamo già questa mattina presentato ricorso al Tribunale del Riesame contro il decreto di sequestro. Tragedia a Cadiraio, in tribunale a Treviso il drammatico racconto dei colleghi di Marco Bettolini, l'enologo 46enne di Bassano del Grappa, deceduto nel 2023 in un'autoclave dell'azienda vitivinicola. Non ricordo nulla di quello che è successo, non mi spiego il perché sono entrato nell'autoclave. A parlare è il 34enne che il 14 settembre 2023 era entrato nella cisterna per sostituire sembra delle aste di livello difettose. Ma l'uomo, a causa dell'azoto, aveva perso i sensi. Per cercare di aiutarlo e strapparlo alla morte si era introdotto anche il collega, l'enologo Marco Bettolini, 46 anni, di Bassano. Per lui non ci fu niente da fare. A raccontare i drammatici momenti di quella tragedia i colleghi che avevano assistito impotente all'infortunio fatale. Parla un collega che per primo aveva visto il 34enne andare verso la cisterna. Gli avevo detto che era pericoloso entrare, ma non mi ha dato ascolto. Mi sono subito accorto che una volta dentro aveva perso i sensi ed ho chiamato altri dipendenti. Sul fondo della cisterna c'erano i residui di vino. Bettolini a quel punto aveva provato a salvare il collega, lo aveva raggiunto ed era riuscito a prenderlo per un braccio, continua il racconto, ma poi era caduto con la testa prona in avanti. Immediato l'allarme, l'arrivo dei vigili del fuoco che avevano estratto dall'autoclave i 2 dipendenti. Il 34enne è riuscito a salvarsi. Per Bettolini non c'è stato più nulla da fare. In aula anche la moglie della vittima che ha raccontato che il marito avrebbe voluto cambiare lavoro. Il tragico destino non gli ha lasciato scelta. Fine vita per il presidente Alberto Stefani, una norma valida solo sul territorio veneto sarebbe impensabile, ribadisce la necessità di un intervento nazionale dal Parlamento. Il fine vita torna al centro del dibattito politico anche in Veneto, riaprendo lo scontro sulle competenze tra Regione e Parlamento. Il prossimo 3 giugno, proprio a Palazzo Madama, si inizierà a discutere sulla proposta di legge. A pronunciarsi sul tema anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani. È fondamentale
dire le cose come stanno in questo senso. Fine vita è un tema di carattere nazionale, chiunque ci sta ascoltando capisce che non può esistere che una regione disciplini la cosa in maniera completamente diversa dagli altri, però se vogliamo essere concreti sul punto, la regione ha una prerogativa che è la legge di iniziativa regionale, una legge statale, quindi che viene proposta al Parlamento e il Parlamento poi può approvarla. Tra l'altro risulta che il Parlamento sta calendarizzando i progetti di legge in materia di fine vita e quindi se vogliamo davvero arrivare a questa discussione dobbiamo scegliere questa strada. Tutte le altre strade portano ad un vicolo cieco. Per il governatore è impensabile che norme su temi così delicati possano valere soltanto in un singolo territorio, da qui l'appello a una disciplina nazionale condivisa. Esiste questa prerogativa da parte della Costituzione, le sentenze della Corte Costituzionale sulla legge toscana e sulla legge della Sardegna che hanno provato a disciplinare in via autonoma, quindi a livello regionale, il fine vita sono state smantellate. Quindi o continuiamo ad andare addosso al muro oppure scegliamo di fare un'altra strategia, quella di proporre un'iniziativa di legge che parte dalla regione e che arrivi però al Parlamento. Solo il Parlamento può disciplinare in maniera organica una disciplina che riguarda i diritti della persona. È ovvio che nessuna regione può decidere in maniera autonoma rispetto alle altre su un tema come questo, sono proprio questioni che tra l'altro la Corte Costituzionale ha chiarito in maniera netta. A Santa Caterina di Lusiana c'è un sentiero che racconta la bellezza dell'amore. 15 maggio ore 18:30 presso il teatrino della collezione Costenario di San Giuseppe di Cassola avremo l'architetto Diego Morlin, famoso anche per il Parco del Soio e non solo, che ci parlerà del sentiero dell'amore insieme col Comitato Donne di Santa Caterina di Lusiana. Un sentiero dedicato all'amore in tutte le sue forme, un percorso immerso nel verde sulla spalla che conduce al cuore dell'altopiano dei 7 comuni, fra pascoli, boschi e contrade antiche. È il sentiero dell'amore che da Santa Caterina di Lusiana Conco si immerge nella storia, nelle emozioni e nella poesia alla ricerca del bello e naturalmente dell'amore. Da un semplice sentiero è diventato un sentiero culturale, turistico e soprattutto didattico, anche perché io credo molto in questi progetti che non siano solamente progetti estetici, ma che alla fine diano anche qualcosa. Il sentiero era nato nel 2000 su iniziativa del Comitato Donne di Santa Caterina, che ha voluto creare una passeggiata dedicata proprio all'amore. Poi il gruppo ha deciso di coinvolgere l'architetto per rinforzare e rilanciare questo progetto. Hanno voluto veramente portare nuova linfa a questo sentiero attraverso un progetto che avesse un peso notevole, e ci hanno messo anche del loro perché c'è stato un controllo, una condivisione degli obiettivi. Io credo che questa è stata anche la cosa più interessante e migliore per avere anche un buon risultato. Da Alda Merini a Prévert, da installazione di arte contemporanea fino ai simboli che impariamo a conoscere fin da piccoli, il sentiero ti prende e ti porta per mano fino al cuore dell'emozione più pura. È un sentiero, come ho detto, emozionale soprattutto. Si parla di amore in più sfaccettature. E adesso invece alcune notizie dal territorio. A Enego un'auto con 2 anziani a bordo è uscita di strada, stavano andando a trovare le mogli in casa di riposo, uno è rimasto illeso, l'altro ha subito la frattura di una vertebra cervicale. Dal 17 giugno al 22 luglio il cinema arriva nelle piazze e nei quartieri di Tezze sul Brenta con una rassegna pensata per tutta la famiglia. Domenica allo Stadio Comunale Virgilio Maroso a Marostica si terrà il torneo di calcio Under 10 arcobaleno dedicato alla memoria di Ginevra Adele. Grande successo ieri ad Asiago per il convegno Prendersi cura nel fine vita dedicato al tema dell'accompagnamento agli anziani con oltre 150 partecipanti. Il 23 maggio alle 10:30 al Teatro Montegrappa di Rosà verrà presentato il progetto Patti Digitali, dedicato al rapporto tra giovani e mondo digitale. La rassegna di incontri, uno spazio in connessione del Centro per le Relazioni e le Famiglie del Comune di Bassano, prevede 4 appuntamenti a maggio.
Fare impresa in Italia e all'estero, se ne parla domani alle 20:30 a Palazzo Scaroni a Colceresa nell'incontro dell'Associazione Progetto Intercomunale Giovani. Chiuso totalmente da oggi per lavori un tratto della sommità arginale del Muson dei Sassi lungo via Musone a Campodarsego. A San Zenone degli Ezzelini disponibili incontri gratuiti personalizzati con professionisti per i genitori di bambini da 0 a 3 anni. Il 20 e il 29 maggio al Polo Culturale di Mussolente 2 incontri per i genitori che desiderano comprendere meglio il mondo digitale in cui vivono i propri figli adolescenti. A partire dalle 20 del 19 maggio l'ex guardia medica attualmente operativa presso il CSA Bonora di Campo San Piero sarà trasferita nella casa della comunità in via Caudelmondo 2B. Giovedì 21 maggio alle 20:30 la riapertura del Teatro Istituti Filippine di Paderno di Pieve del Grappa dopo i lavori di sistemazione della struttura. Stamattina a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta ha presentato i risultati del progetto InnodaBio. Bioplastiche nel rifiuto organico, gestirle e pretrattarle per ottimizzare la resa in biometano. A questo obiettivo hanno lavorato ETRA, l'Università di Padova, Fondazione Cariverone e BTS Biogas, insieme nel progetto di economia circolare InnodaBio, per proporre nuove strategie ingegneristiche e biotecnologiche. È un progetto che ha 2 aspetti, un aspetto ingegneristico perché va a modificare l'impiantistica che abbiamo in essere fino ad oggi, relativamente al trattamento delle bioplastiche all'interno del sistema dell'umido. Noi usiamo un sistema di raccolta dell'umido con delle borsette che sono sempre biodegradabili, ma non nella stessa forma perché di marchi diversi, di composizioni diverse, e questi creano molto probabilmente qualche volta del residuo che dopo viene scartato. Allora, un sistema ingegneristico diverso rispetto all'attuale porta ad utilizzare queste bioplastiche e poi un sistema, diciamo, chimico enzimatico per cui queste bioplastiche vengono digerite e entrano nel ciclo dell'umido producendo a loro volta o biogas o biometano. Quindi ottimizzazione su 2 livelli. Bicchieri, posate e borse finiscono anche loro nell'umido di casa. Il problema si pone soprattutto quando i cittadini usano erroneamente sacchi in plastica fossile che compromettono il processo di trattamento delle bioplastiche. È in questa direzione che si è sviluppato il progetto. Abbiamo sviluppato delle soluzioni biotecnologiche innovative per andare a convertire una potenziale criticità, quelle delle bioplastiche all'interno del sopravaglio, che è uno dei trattamenti che bisogna fare per proteggere la FORSU dai contaminanti che arrivano negli impianti di digestione aerobica, e la vogliamo trasferire da una criticità a una potenzialità economica, perché grazie agli enzimi e allo sviluppo biotecnologico che abbiamo fatto riusciamo a trasferire questa criticità in un valore aggiunto. Le aziende che collaborano con noi producono più biogas, quindi aumentano il contenuto economico dell'impresa, e il digestato poi ha un valore aggiunto e il compost è ancora più di qualità. Passiamo al calcio. Il Cittadella pareggia a Ravenna e viene eliminato dagli spareggi per la Serie B senza perdere una partita. Fine delle trasmissioni, peccato davvero. Non basta un maniero sugli scudi e una prestazione solida del Cittadella per superare lo scoglio Ravenna. Vita al 37esimo aveva di nuovo illuso come domenica. Bomber Fischnaller, dopo 34 minuti di vantaggio padovano, al 72esimo ha accompagnato il Città di Manuel Ugliori fuori dai playoff senza mai perdere una partita. Anastasia al 95esimo non ha azzeccato il tiro che avrebbe sovvertito i pronostici. Sergio Gasparin analizza la partita così. Il calcio ogni tanto vive di momenti paradossali, qualche volta dolci, qualche volta amari, come quello del Cittadella ieri sera. Io credo che quest'anno sia stata la miglior prestazione per intensità e per qualità. Dispiace perché a questo punto ha affrontato una squadra molto molto forte come il Ravenna, è arrivato vicino alla qualificazione. Rimane il plauso per aver rivisto il Cittadella
delle passate stagioni dal punto di vista caratteriale e mentale, però il calcio è così, passa il Ravenna, bravo Cittadella comunque. Questa sera alle 21:15 il consueto appuntamento con Focus. Gli ospiti sono Paolo Benvenu, Antonio Bonomi, Luca Cotecchia, Valeria Pilla, Manuel Scalzotto, Alberto Stefani e Amerigo Vianello. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano, grazie per averci seguito e buona serata.